Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano FIFA 14 Ultimate Team. Allora raga, ho rivoluzionato tutto perché sono sprofondato in Division 6, ma sono già ritornato in Division 5. Siamo a 7 punti, quindi pronti a tornare in Divisione 4. Cazzo che eravamo in 3. Però come sono arrivato in Divisione 5 dalla Divisione 6, cambiando tutto. Ho fatto 2 Serie A e Crazy Serie A. Questa è la Serie A titolare. E raga, mi sto trovando da Dio. Con Buffon in porta, Chiello e Benatia, Ancora e Sentinella, Artista, Constant, purtroppo Constant è forte nel gioco, e Abate. Mediano, il buon De Rossi motore, Gladiatore Pogba nero, una cosa devastante, veramente, e Arturo Celaduro, Bagnoschiuma Vidal, cacciatore. Poi cacciatore anche Balotelli, che da finalizzatore mi è cambiato da così a così. Erisha Predatore, anche lui mi è cambiato a sbrega con Predatore. E anche Cerci Predatore, anche lui mi è cambiato molto rispetto all'altra partita, cioè l'altra intesa. Selezione rosa, ho cambiato anche il logo, le maglie, perché portava sfiga il Milan purtroppo. Crazy Serie A. Questa è una Serie A un po' pazza, ma fioi spacca, mi sto trovando da Dio. Allora, in porta Andanovic Muro, Barzagli Ancora, Casares Sentinella, Torosidis Motore, Balza Artista, Marchisio Predatore, Cacasigno Cacà Cacciatore, Pirlo Gladiatore, Berardi Nero Predatore, Gomez Cacciatore e Iturbe Cielo Turbo. Che cazzo, non so che cazzo sto dicendo. Vabbè ragazzi, un po' di pietà, come non è stanco, Iturbe Predatore. Anche questa ragazzi è una squadra che spacca l'ano. Almeno io mi sono trovato da Dio, però adesso li registro e le straperdo, perché è chiaro. Adesso cominciamo prima con la Serie A normale e poi andiamo di Crazy Serie A. Siamo a 7 punti in 3 partite, quindi siamo messi bene e speriamo di tornare nelle divisioni, insomma, che competono il Commendone. Andiamo, dobbiamo sistemare contro Buffon. Dai, ci ribecchiamo tra poco per la prima. Vai ragazzi, andiamo, siamo contro il Glasgow FC. Ah, siamo in un'altra Serie A? No, cazzo è? No. Mezzo portoghese, mezzo inglese, mezzo italiano. Casini, fiori. 100 intese, valutazione 78, non allenatore. Ragazzi, possiamo fare bene, cioè. Vai. Vai Commendone. E si va. Ho chiamato anche lo stadio sopra il Bernabeu, però stavolta siamo fuori casa. El Shaarawy. Danielotto De Rossi. Il piccolo Escia. Vai Faraone. Vai il Fara. Vai il Fara. Comunque veramente la squadra mi è cambiata in maniera radicale rispetto alla super crisi che ho avuto, dove dalla divisione 3 siamo passati alla 6, cioè, insomma capisco essere rincoglioniti, però Constant Balo non la prende per poco, dai Marchisione. Constant subito, vai Fioi, De Rossi, Danielotto per Elsha, a Pogba sbaglia tutto, recupera Sagna. Vai Abate, no, Abate perde il contrasto con Varela. Ma non ci credo, autogol del Chiello, registro, arriva l'autogol, ma porca puttana, che adesso mi fa vedere il gol questo. Bravo. Tutto da solo ho fatto, ma porca puttana. Ragazzi, bisogna pareggiarla, dobbiamo pareggiare, vai Elsha. Esce scatenato, non ci credo, comincia la sfiga, inizia la sfiga comendiana, ma porca puttana che... Balotelli, porca trota, vai Pogba, partiamo con l'handicap però, che cazzo, ho usato proprio un gol a culo, Constant, De Rossi per Pogba per il Balo, Balotelli! Super Mario Balotelli 1-1. Ragazzi, Balotelli da quando l'ho messo cacciatore è cambiato radicalmente. Da finalizzatore era un obesoide, ma da cacciatore mi ha fatto tipo 10 gol in 10 minuti, cioè in 3 partite 1000 gol. Ara il trucco. Che bastardi, ste merde umane. Dai,
Escia. Vai Stefanino, siamo contro uno scozzese, contro il Glasgow. Vai, e Constant, l'uomo bellissimo, no! Attenzione, attenzione, il cassa per Fernando, per Varelone. E recupera bene. Vai Gianpaolo Pogba. Gianpaolo Pogba, vede il palo! Non ci credo, è uscito proprio giusto la merdaccia umana. Odio quando escono così, madonna, mi stanno sui coglioni. Nostra, roba nostra, roba nostra. Oh, roba nostra. Dai, potevi buttarla fuori un attimino più forte, però è pippone. Abate là per Cerci. Cerci sbaglia, bagno schema Vidal, dai bagno schema Vidal. Oh, la. Occhio, non stiamo a cantare. Constant, ragazzi, Constant meglio di Serginho, Cafu, Roberto Carlos, Maicon, Dani Alves messi insieme, non lo so, cioè, ma veramente foot fa i giocatori col culo, però c'è Constant, il più scarso del pianeta, cioè, è una bestia nel gioco. El Shaarawy, Elsha, il piccolo faraone, entra in mezzo, Balotelli! Super Mario Balotelli, 2-1. Adesso proverà a fare ancora il trucco, stiamo attenti. No, eccolo là, no, non è proprio questo, però attenti, vedi? Mamma mia che rischio. Dai Fioi, dai Cerci, è roba in italiano. Ma porca puttanona Mario. E se Saltelli tromba Balotelli, e se Saltelli tromba sempre Balotelli, e se Saltelli... Scusate ragazzi, momenti un po' di panico come indiani. No. Non si passa. Buffon, rinvio di Gianluigino. Bravissimo. Ah, porca zoccola. Pogba la perde. Non puoi perdere di fisico Gianpaolo, non è Pogba. Vai Balo fa quel che vuole. Balo per il Pogba. Vai Shaarawy, Balotelli. Ecco, ha fatto la bastardata, mi è andata male. Però guardate la squadra come gira rispetto a prima, cioè è pazzesco. Come gira questa squadra, ragazzi, cioè, non so cosa dire, Fioi. Cioè, ora possiamo anche perderla, ma la squadra gira, mi diverto, cazzo. Mario ho perso un sacco di partite per il cazzo, potevo essere già in divisione 1 perché volevo fare la Serie A tutta italiana, al coglione. Ah, comendone, che pippa che sei. No, sbagliatus. Bravo il Chiello, l'uomo dal naso meraviglioso. Abbiamo 2 col super naso, ragazzi, Chiellini e Constant. Occhio. Aia, eccola qua la cagata, eccola qua, parlo troppo presto. Gol, beh, grande Gianluigino. Cassano, è il gordo. Lasciamo stare Cassano, ancora un grande. Vidal. Occhio ragazzi, dobbiamo stare attenti però. Palo. Ragazzi, ultra difensiva, non me ne sbatte niente. Catenaccio Comendiano adesso. E se Saltelli tromba Balotelli, e se Saltelli tromba sempre Balotelli. Vai Arturone per Cerci. È di destra Cerci, però no, Attenzione, Alessio, cosa voleva fare Alessio? Il talentino Cerci, Fioi. Occhio, Constant, vai Kevinone, occhio, bravissimo. Comunque Benatia è meglio di Barzagli, l'ho messo sulla pazza il Barza. Guarda il coglione, mamma mia. Arturo che ce l'ha dura. Balo si casa, fallo, porco. Il Chiello per Kevinone, per Elsia Rawi. Dai, esci a cazzo, devi passarlo quella merdaccia umana. Occhio, Chiello.
Occhio Fiori, ho messo veramente ultra difensiva perché voglio andare in contropiede. Sì, però non potevo fare ste capè. Ora sono un po' troppo precipitoso. Bravo. Ugo, madonna. È angolo, angolo. Corner, corner. Ah no, cazzo, sono coglione. No, sono coglione. Vai. Vidal. Finisce il primo tempo, gladiatori, insomma. Ah no, Glasgow, sì, gladiatori, Fiori, cioè veramente. Mamma mia, il come è andato. Glasgow 1, Donatori Sexy 2. Il chielo, tutto io ho fatto, ragazzi, la partita only come. Only come. Dobbiamo fare un altro gol però, se no non sono tranquillo. Questo è il classico beffardo da 2 tiri 2 gol. Perché un tiro è palo. Perché il primo tiro non è, cioè il primo gol non è un tiro. Vai Buffon. Rinvio di Gianluigino, ragazzi. Rinvio di Gianluigino. Occhio. Grande Danielotto. Grandissimo Danielotto. Balotelli qua non poteva, cioè, veramente non è Usain Bolt. Occhio, merchiamoli però, Fiori non si finì la partita. Manca ancora un secolo. Grandissimo Abate. Dopo cagata di Abate. Occhio, marchio. Relax. Oddio, Christian. Adesso tenta l'assedio decisivo, Fiori. Tenta l'assedio. 1-2 che è andata a fare in culo tra Cerci e il Balo. Barella. Per il Biabe, no, Fiori, il Biabe più veloce di Bolt, veramente. Mamma mia. Manca ancora, Fiori. Eccola qua, Biabe recupera, ma sì, ma sono andate in bocca, però Fiori sono veramente un coglione, dai. Occhio, eccola qua. Questo è pericoloso di testa. Butta via. No, per vie centrali. Vai contropiede. El Sarawi. Elsa per Palo Mario. Niente, non mi fidavo di tirare. Ho fatto la cagata. Madonna che cross di me. Balotelli non può fare i cross. Qua ho giocato veramente male l'occasione, Vai Cerci. Rientra Cerci. Ha provato qualcosa di impossibile. Alessio Robben Cerci, Fiori. Rinvio. Vai Escia domina per il Balo. Qua il Balo ha sbagliato purtroppo. Dai ragazzi, però a centrocampo siamo superiori a lui, porca puttana, dai, Cassano. Occhio Cassano. Occhio. Bravo. Pogba. Giampaolone Pogba. No, devo passare da prima, coglione, dai. No, è un po' di fortuna. Purtroppo un passaggio errato. Bravissimo Vidal che a centrocampo recupero tanti palloni, ragazzi. Ma proprio tanti ne recupero. Qua però esce a sbaglia, ma è una beffarda. Constant. Va a cagare. La chiave è il centrocampo, ragazzi. Vai Benatia con classe il Benace. Vidal. Vai Cerci. No, che passaggio di... Sì, vabbè, ma non puoi passarla così, però... Oh, cioè, questa è brutta, devo rientrare subito. Bello rientro dell'avversario. Grandi difensori, ma poi andiamo ancora a sbagliare. Un attimo di... Sta giocando meglio nel secondo tempo, nel senso non tanto meglio di noi, però meglio rispetto a se stesso. Sta tentando l'assedio finale, ragazzi. L'assedio finale, bel numero qua. Si è liberato bene. Grande Paolino Pogba. Per il Balo. E il Balo se ne va. E c'è da provarla subito. E il Sharraoui 3-1
1 per il principino, per il piccolo faraone. Adesso dobbiamo solo gestire, ragazzi, dobbiamo gestire assolutamente. Anche possiamo dare 10 punti in 4 partite. Quindi siamo già salvi intanto, che già... De Rossi, De Rossi, De Rossi! Miracolo, porca mignotta. Vai Constant, l'uomo del bellissimo naso. Vai Constant per Mario. De Rossi, De Rossi. Ah, proprio un cioccolatino per Lloris. Ecco, adesso rischiamo il contropiede 2 contro 2. No, 3 contro 2. Occhio, dai Bena, dai Bena, dai Bena. Bravo Bena, ragazzi, il Bena, però Bena nero me lo godo. Comunque io mi trovo bene solo con la Serie A, cioè non c'è niente da fare, io sono proprio un pro Serie A. Ragazzi, sto cercando Sheva Legend, ma è impossibile. Se qualcuno lo trova, sono disposto anche a pagarlo, cioè con soldi veri. Ho bisogno di Sheva, cioè. Sarebbe la ciliegina sulla torta, ragazzi, cioè. Al posto del Balo, che per carità il Balo sta facendo cose mostruose. Però Shevchenko, ragazzi. Oppure potrei fare l'attacco a 2 Balo Sheva. Cosa fa? Ah. Ma vai a fare in culo, merda umana. Ma guarda sta merda di gente che se ne va, cazzo. Io anche quando perdo 20-0, comunque... Adesso deve darmi... Adesso Marino mi dà i punti, mi incazzo. 10 punti a meno 6 dalla promozione e a meno 9 dal... Però ho messo Giovinco, sì, la Juve praticamente, anche quasi la Juve, perché praticamente tutto il centrocampo juventino, la difesa. Vabbè, dai, andiamo. E quella maglia è anche storica. Andiamo a fare una bella partita anche con la Crazy Serie A. Mi sono trovato molto bene, incredibilmente, perché comunque ha dei parametri non stellari, però volevo fare una squadra un po' così che almeno se perdo, però la squadra un po' pazza ci sta, insomma, dai. Ormai la prendo un po' proprio per divertimento, foot, nel senso la Road to Division 1, sì, se che affemo bene, se no vaffanculo, sinceramente. Grande Marchisietto, Marchisietto, Caceres. Cacà, Richino, cosa ha sbagliato Riccardino, fuffolo, Cacà. Giovinco. Merda. Bravo. Se sbagli così non sei bravo. Mi spiacerebbe fare una brutta partita con questa squadra, perché magari qualcuno può dire Madonna Comendone che squadra di merda, però le ho vinte quasi tutte, cazzo. Cioè, anzi, le ho vinte quasi di più. Eccola là. Mamma mia. Bravo Anda. Inizio però un po' buono in attacco ma negativo in difesa. C'è un po' di lag, chiedo coglioni, sto con la connessione di merda. Però in realtà sto stando io, boh, vabbè, chi se ne frega, dai. Occhio! Dai, portiere, bloccala però! Blocca la miseriacciola! Guarda il coglion, mamma mia, Andanovic, non puoi farmi ste cagate. Guarda quanto laga adesso, perché? Ma è laggato su una prima volta e fatalità registro, mi sembra giusto. Madonna, quando registro però, che sfiga, tra Pro Club e... come si chiama? E Foot, cioè... Solo quando registro sfighe. Mamma, sto qua tira missili da fuori, fioi. Questo è il classico che tira da fuori. Dai Berardi, dai Berardone. Problema che noi tira da fuori. Vabbè, che cesso. Ma no, cumulativo di merda. Buffone al rinvio. Dai, niente da fare. Calcio. Sto tira solo da fuori, fioi. Attenti agli angoli che noi li soffriamo sempre. Eccola là. Grande Andanovic. Prendila. Mamma mia, ragazzi, nei calci da disastro. Inizio disastroso. Dopo un bel tiro di Cacà all'inizio, solo Juve Turin.
Fallo. Che poi era fallo per lui in realtà, però va bene, anche essere un po' antisportivi. Vai, Andanovic, butta la su, va. Sofferenze comendiane, sta meritando di perdere, dobbiamo anche essere onesti. Merda, madonna, quanto stiamo soffrendo! Mamma mia, che do coglioni! Dai, sveglia adesso, cazzo, tiro da fuori, fuori. Dai, anda. Veramente prima partita negativa per il Comedone con questa squadra. Fatalità in registrazione. Che sfiga, oh. Caceres. Mi dispiace. Vai Berardi, vai Berardone. Vai Berardone, questa è tua. Questa è tua. Ma porca troia. Tiro di testa. Ed è gol. No, l'ha presa. No, Fioi, no. No, sei un uomo di merda. Sei un bastardo. Chiunque tu sei una merda umana. Ma guarda cosa ha preso. Ma cosa ha preso. Ma che sfiga. Ma che sfiga, oh. Mi sono rotto le balle. Anzi, le balotte. Incredibile, triplo miracolo praticamente. Dai che però stiamo tornando, dai che so un po' di paura. Che sfiga, che sfiga. Era gol fatto. Era importante andare in vantaggio, anche se non era super meritato, però. Vai Berardi. Bello. Proprio un bel cross. Dai Fioi. No, no, ste robe a vuoto, no, ste robe a vuoto, però. Vai, balza. Ecco, ancora cagate. Elisha prova sempre a tirare da fuori sto zoccolone. Andanovic. Dai Bera, dai che sbaglia, dai che sbaglia, niente da fare. Guarda che culo nel rimpallo, maledetto Elisha. Bravo, Casa. Fallo? Dai, espulso, buttalo fuori. No, neanche ammonito. Ma vai, calma. Ma chi se ne frega del calma? Ammoniscilo. No, ecco, queste punizioni non le sopporto. Che male che lo. Adesso prendo il gol così. Meno male che hanno fatto un pippone qua. Però non stiamo giocando come il solito. Che cagatona! Che cagatona, vai Gomez! Gomez! I turbo di testa, impossibile, non può segnare mai. Vai Gomez, vai Pirlo. Pirlo! 1-0. 1-0 Andreino. Un po' di bava. Adesso ultra difensiva, voglio la barricata adesso. Barrichiamoci, fioi, barrichiamoci. Subito mi gira il cazzo, però dai. Che bavoso di merda, sì, però. È vero che ho preso un altro palo, però cazzo, sul cumulativo no. Dai che forse la sfanghiamo di culo, speriamo, cazzo. Non sto giocando benissimo però, Anche se quella parata che mi ha fatto, incredibile. Vai Ricky, vai Riccardo, vai Fuffolo. Ah, non è fallo, dai però. Ecco, queste sono le cose. Io queste cose merito di vincere. A me non interessa che prendi i pali, questo è fallo, porca puttana. Solo a me non fischi i falli, solo a me non fischi i falli, ragazzi. Solo perché sono un gondolaro. Che sofferenze però. Veramente stiamo giocando al di sotto dei nostri standard. Come andiamo? Dai. Siamo venuti fin qua per vedere trombare il Comenda. Dai, rimessa. Dai, teniamo botta. Aia. Gol, bellissimo. Meritatissimo. E questo vuole vincerla. Questo la vuole vincere. Bel gol. Bel gol, meritato, non si può dire niente. Questo però tira solo da fuori, questo dobbiamo dire.
Questa è una tattica un po' spammona. Vai Gomez. Vai Gomez. Ma non me ne fischia! Questo per carità non è fallo, però può fare quello che vuole. Cazzo, cos'ha? Dai, cazzo, dai! Ecco, ma non perdiamo la Casares. Mi dispiace che questa squadra speravo di fare una bella partita divertente come tutte quelle che sono capitate. Che Iturbe? Dove cazzo è Iturbe? Vai Iturbe. Siamo turbati dai Iturbe. Ah, rimessa per lui. Cerci. Si soffre, si soffre. Bravo Barza. Anche un pareggio d'oro, perché stiamo giocando male. Guarda, le prende. Oh, però le prende veramente tutte. Fallo, niente ancora. Vai, evviva. E lui ha sfiga magari in attacco che ha preso i pali, quello che è. Però, ragazzi, in difesa ha un culo. Dai, muovite. Dobbiamo essere antisportivi. Vai. Abate. No, comunque dai, scherzi a parte, sta giocando bene. Noi siamo veramente in sofferenza, non riusciamo a fare azioni interessanti. Sempre a centrocampo la perdiamo. Boh. Ogbonna però sembra Baresi, quello sì. Dai che forse fa anche lui un errore, anche lui è umano. Dai, quello che è. Però ragazzi in difesa ha un culo. Dai, muovite. Dobbiamo essere antisportivi. Vai. Abate. No, comunque dai, scherzi a parte, sta giocando bene. Noi siamo veramente in sofferenza, non riusciamo a fare azioni interessanti. Sempre a centrocampo la perdiamo. Boh. Ogbonna però sembra Baresi, quello sì. Dai che forse fa anche lui un errore, anche lui è umano. Dai Gomez. Dai Gomez. E mi so un coglione però, mi so proprio un coglione. Ho sbagliato completamente. Qua la perdo. Con questo errore la perdo. Devo far tutto fuorché il pallonetto. Pirlone proprio. Questo tira sempre. Che sbaglio, raga. Che sbaglio. Ecco che la pago. Certo che di testa non ne prendo una nei calci d'angolo, non che sia storia. Dai, adesso un po' di lag, adesso ogni tanto c'è un po' di lag. La connessione va un po' a puttane. Basta con sto lag però, dai. Dai, 84esimo, sfanghiamola, sfanghiamola. No. Gol. Gol beffardo proprio alla fine. Ah, Dio mio. Berardi. Dai, tira! No, no, cosa vado a perdere? Cosa vado a perdere? Va bene, dai. Una vittoria e una sconfitta. Dai, cazzo, proviamoci, non è ancora finita. Vai Marietto. Vai Marietto, perché Marietto è là però. Bravi. Questa è una bellissima azione. Tiro di testa. E la salva, non ci voglio credere. Adesso perde tempo chiaramente perché è una merda. Persa Fiori. Peccato, peccato. Sconfitta alla fine meritata, però alla fine potevo pareggiarla. Va buono, dai, saluto dal comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.